Se il governo era disposto a fare la sua parte con 3 soggetti organizzatori, perché non dovrebbe farla con 2, 1,5, 2 3/4? Per parte mia farò il possibile. Una proposta di candidatura olimpica italiana ci sarà. L'unica certezza è questa, lo dice il vice premier Matteo Salvini sul palco della manifestazione nazionale di Fratelli d'Italia a Treiu. È solo l'ultimo tassello di un puzzle ingarbugliato che sta facendo venire il mal di pancia al Veneto e agli operatori turistici ed economici veneti, soprattutto quelli della montagna. L'ultimo chilometro della maratona verso le Olimpiadi invernali 2026, ma anche il più difficile, con 2 a gareggiare alleate, Milano e Cortina, e la terza, Torino, persa per strada. A me piaceva l'idea di una Olimpiade italiana, di tutte le Alpi, che partisse in Piemonte e arrivasse in Veneto, continua Salvini. Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura e ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Sulla fine del tridente si era espresso anche il sottosegretario leghista Giorgetti. Io settimana scorsa ho mandato una bozza di protocollo di intesa alle 3 città chiedendo di sottoscriverlo. Se lo sottoscrivono può rinascere, ma mi sembra che non siano intenzionati a farlo e quindi la vicenda è chiusa. Ma forse uno spiraglio c'è. Sembra che si stia organizzando per la settimana prossima l'ultimo tavolo, l'ultimo vertice per chiudere in un modo o nell'altro la partita a 3. L'ultima spiaggia prima di accantonare definitivamente Torino, con il capoluogo piemontese schiacciato dalla schizofrenia 5 Stelle, tra chi la vedrebbe bene candidata da sola, come ha ammesso ieri il ministro Toninelli, e chi, sindaco appendino in testa con il supporto di Di Maio, proprio non ne vuole sapere. Il nodo è quello dei finanziamenti, ma Salvini su questo è chiaro. Io penso che ci sia una marea di privati che è pronta a mettere il loro contributo, perché il prodotto Italia nel mondo è incredibilmente atteso. Il caos comunque resta, e dubbi anche, una situazione che non piace a Zaia, ma non solo. Su questo punto è arrivato anche il sostegno del deputato bellunese pentastellato Federico D'Incà. Sono convinto, ha detto, che ai prossimi tavoli di confronto con il governo si potrà tornare a parlare di finanziamento alla candidatura di Milano e Cortina, una volta che le acque si saranno calmate. Ma il tempo stringe, il Comitato Olimpico Internazionale attende, ma ancora per poco. Poi sarà scelta sulle candidature e non si potrà più tornare indietro.